Una folla commossa ha salutato per l'ultima volta nella chiesa parrocchiale di Miane Anila Grisciai, la giovane 26enne che ha perso la vita mentre lavorava nella ditta Boccon di Pieve di Soligo. Parenti dall'Albania, amici, colleghi di lavoro, tutti insieme per una tragedia che ha lasciato sgomenta e incredula l'intera comunità mianese. Anila era molto stimata sia in paese che nella ditta dove lavorava, nella quale svolgeva da alcuni anni la mansione di capolinea nel confezionamento di surgelati. Nei comuni di Miane e Pieve di Soligo, dove è accaduta la tragedia, è stato proclamato il lutto cittadino. Abbiamo predisposto le bandiere a mezz'asta, il mercato è stato sospeso e abbiamo chiesto alle nostre attività produttive un segno di rispetto. Abbiamo ritenuto come Consiglio Comunale di indire il lutto cittadino e di far sentire alla famiglia tutta la nostra vicinanza con le bandiere a mezz'asta e con un minuto di silenzio all'inizio del funerale. Un lutto come questo mette alla prova la nostra fede, ha detto Don Maurizio da Siena l'omelia. Guardando sugli spalti dopo ogni mio gol mi mancherà vedere i tuoi ricci. Così il fratello Aurelio tra le lacrime. Ti amo, ti ho amato e ti amerò per sempre, le parole del fidanzato commosso. La madre in chiesa, poco prima che uscisse la salma, è stata colpita da un malore. Certe cose accadono e basta, non ti chiedono il permesso, sono quelle che meritano tutto il coraggio e la forza che mai avresti pensato di avere. È questo il toccante messaggio che i familiari hanno voluto dedicarle nella foto dei ringraziamenti. In ricordo di Anila, venerdì prossimo ci sarà una fiaccolata che partirà dalla chiesetta di Sant'Antonio di Vergoman per arrivare alla chiesa arcipretale di Miane. Dopo il funerale, la folla commossa, assieme ai genitori e ai fratelli, hanno accompagnato Anila in cimitero dove la salma è stata tumulata.